Uno squillo, anzi un ululato, si leva dall'altopiano dei 7 comuni e uno squillo risponde da molto lontano, addirittura da Bruxelles. Già, perché in corrispondenza con l'ultima predazione avvenuta alle Melette, dove una manzetta è stata predata negli ultimi giorni dal peggio, arriva una novità piuttosto importante dall'Europa. Per la manza delle Melette uccisa e divorata viva come tante altre in quest'estate non c'è più niente da fare, ma per la situazione dei selvatici in altopiano forse sì. Per decenni il lupo è stato considerato una specie in via di estinzione, mentre sono in molti, anche in Veneto, a ribadire oggi che questa lettura non sia più corrispondente al vero. E lo dice pure la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha raccolto molte segnalazioni in arrivo da tutta Europa. Il ritorno del lupo nelle regioni dell'Unione Europea, dove è stato assente per tanto tempo, sta portando a una crescente tensione, soprattutto con il mondo agricolo. Von der Leyen ha sottolineato come la concentrazione di branchi di lupi sia diventata un pericolo reale per il bestiame e in alcune situazioni anche per gli esseri umani. L'Europa invita quindi a rispondere alle problematiche utilizzando l'assetto legislativo europeo che consente di muoversi. Intanto c'è tempo fino al 22 di questo mese per segnalare proprio alla Commissione europea i dati sulla presenza di lupi nei vari territori e alla fine Bruxelles deciderà se modificare lo status di protezione del lupo e aggiornare il quadro giuridico. Tradotto, potrebbe non essere più considerato in pericolo e potrebbero partire piani di abbattimento, selezione, contenimento della specie. E da Venezia arriva subito un appello che vede protagonista il consigliere regionale Stefano Valdegamberi nel chiedere alle associazioni di categoria del mondo agricolo, alla Regione e allo Stato l'invio immediato di dati verificati sulla presenza di lupi nella nostra regione.